Salve a tutti, vediamo ora come calcolare l'area di un triangolo date le coordinate dei tre vertici in un sistema di coordinate. Allora abbiamo qua il triangolo ABC e conosciamo le coordinate. C'è una formula che adesso vi dirò come ricordarvi per calcolare l'area. Nella formula compare anche l'orientazione del triangolo. Cosa si intende? Noi abbiamo qui i punti ABC, certo bisogna disegnarli per riuscire a capire l'orientazione. Allora, l'orientazione positiva sarebbe questa, cioè se i punti A, B e C sono disposti seguendo questo ordine. Questa invece è l'orientazione negativa e qui in questo caso, in questo disegno, se andiamo nell'ordine A, B, C, vediamo che abbiamo proprio l'orientazione negativa e allora al posto di O mettiamo meno 1. Se l'orientazione fosse positiva metteremmo più 1. Allora, qui abbiamo, adesso come facciamo a ricordarci? Boh, un mezzo, vabbè, l'orientazione deve starci perché a volte quello che troviamo in questa parentesi quadra è un valore negativo e l'area è sempre positiva e allora è proprio come sarà in questo caso che l'orientazione è meno 1, quel meno 1 moltiplicato con questo mi fa diventare tutto il valore positivo come deve essere. Comunque vabbè, un mezzo, basta ricordarsi un po', di solito per il triangolo base per altezza diviso 2, allora abbiamo questo mezzo, no? L'orientazione appena spiegato, adesso come ci ricordiamo questa espressione in parentesi? Non è tanto difficile in realtà. Qui abbiamo XA, qui abbiamo XB, qui abbiamo XC e tutti e tre moltiplicano una parentesi dove abbiamo la differenza di due Y. E quali Y? Come mettiamo gli indici? È molto facile da ricordare pensando alla sequenza A, B, C, A, B, C. Allora, come ho detto, qua c'è XA, qua c'è XB, qua c'è XC e allora lì sappiamo già da dove partire. Qui abbiamo A, poi c'è B e poi c'è C. Qui partiamo da B, abbiamo C e poi A. Qui partiamo da C, abbiamo prima A e poi B. E così è molto facile da ricordare. Ok, vediamo in questo caso. Allora, l'orientazione abbiamo detto che è meno 1, un mezzo lo ricopio, x a è meno 4, parentesi y, b meno yc, 4 meno 2. Poi abbiamo xb che è meno 1, qui anche se è più xb noi dobbiamo mettere qui meno 1, parentesi yc meno ya, 2 meno 2. Qui abbiamo xc che è 2, che moltiplica ya meno yb, meno 2 meno 4. Allora, meno 4 lo ricopio, 4 meno 2 fa 2, meno 1 lo ricopio, 2 meno 2 fa 2 più 2 che è 4, 2 lo ricopio, meno 2 meno 4 fa meno 6. E qui un mezzo per meno 1 è meno un mezzo, ancora lo ricopio, meno un mezzo, meno 4 per 2 è meno 8, meno 1 per 4 è meno 4, 2 per meno 6 è meno 12, e adesso qua calcolo, meno 8, meno 4, meno 12 fa meno 24, meno per meno mi dà più, un mezzo per 24 è 24 mezzi è 12, l'area di questo triangolo vale 12. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.